41 le persone sotto inchiesta nella rete della Guardia di Finanza di Bassano e Cittadella, che ha scoperto un giro di fatture per operazioni inesistenti finalizzate alla creazione di fondi neri e all'evasione delle imposte sui redditi e sull'IVA. Sotto i riflettori i bilanci dell'Associazione Sportiva Rossano Calcio, formazione dilettantistica che milita in prima categoria. Nel registro degli indagati, presidente e 2 dirigenti del sodalizio calcistico rossanese, cui verrebbe contestata l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, oltre a diversi imprenditori, sempre di Rossano, tra cui un ex assessore comunale e un attuale consigliere. Le Fiamme Gialle hanno concentrato la loro attenzione su un nutrito gruppo di aziende, società, esercizi commerciali, studi professionali tra Bassanese e Alta Padovana. L'accusa è dichiarazione fraudolenta dei redditi attraverso il ricorso a fatture per operazioni nulle. Non è sicuramente una bella pagina per lo sport e per l'imprenditoria, però siamo in un paese garantista, io sono una donna garantista e fin tanto che le indagini non saranno portate avanti fino alla fine non mi sento di giudicare e di dare giudizi su nessuno. Quello di cui ha bisogno lo sport sono di ambienti puliti, di persone che ci credono, di imprenditori che investono, perché soprattutto nel settore giovanile non ci sono risorse economiche sufficienti per poter investire. Però ci sono delle regole dettate da una giustizia che deve essere uguale per tutti e delle regole che devono essere da tutti rispettate. Bisognerebbe che ci fosse una sensibilità maggiore da parte di chi scrive le regole sportive, ma di chi scrive anche le regole della finanza che regola lo sport, perché se un imprenditore decide di aiutare una squadra è giusto che lo faccia a norma di legge e quindi senza quei trucchi di cui siamo purtroppo tutti a conoscenza, ma è giusto anche che abbia la possibilità di poter scaricare quello che lui fa per le squadre stesse.